Gaetano Monachello, partito dalla Sicilia giovanissimo, piccolo, la sua famiglia ha lasciato un'attività commerciale, l'ha chiusa per seguirlo perché aveva visto in lui un grande talento. Ecco, com'è stata la sua esperienza dall'inizio fino ad ora? Sicuramente è stata un'esperienza dura lasciare casa, però per fortuna mi hanno seguito, mi hanno accompagnato per far sì che realizzassi i miei sogni e quindi è stata dura perché essere catapultati in un mondo diverso come Milano, una grande metropoli, non era facile, da Palma di Montechiaro, che può essere anche simile molto a Naro, quindi è stato difficile, però con i sacrifici e la forza, e sempre la forza di lottare, siamo riusciti ad andare avanti e quindi siamo qui e cerchiamo sempre di fare il massimo per farci valere. L'esperienza dell'Inter, comunque del calcio, quello dei grandi schermi, com'è stata? No, una bellissima esperienza che non sembrava vero perché partire da Palma, un paesino così piccolo, e non era facile arrivare lì, farsi magari rispettare tra mille persone che eravamo lì, ogni anno cambiavamo mille giocatori, però col lavoro sempre la tenacia sono riuscito ad andare avanti e sono contento di ciò perché piano piano ho realizzato diversi miei sogni che avevo fin da bambino, adesso cerco di riconquistare tutto quello che posso fino a che posso giocare. Il futuro di Gaetano Monachello? Siamo qui, siamo a casa, adesso aspettiamo, fra un po' ripartirò per Bergamo, poi vedremo il da farsi perché questi periodi sono sempre periodi più accesi dell'anno per noi calciatori. Il significato di questa targa che il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, le ha voluto regalare. Sono contento ed emozionato perché quando ero piccolino mi ha visto veramente, come si vuol dire, prima di nascere, mi ha visto crescere, quindi avevo diversi video che non sono riuscito a recuperare perché sono ancora in cassetta, quindi ho fatto fatica a recuperarli, però sono contento perché soprattutto dato da lei perché ha un valore più importante, soprattutto affettivo. Sindaco, oggi per Naro è un momento importante, la consegna di una targa ad un atleta che porta alto il nome della Sicilia, Gaetano Monachello. Perché? Beh, c'è anche un motivo molto personale, devo dire, perché io Gaetano Monachello lo conosco fin da quando era nel pangione di sua mamma e quindi c'è anche molto affetto che mi lega a questo formidabile atleta. Noi ci siamo ripromessi comunque di festeggiare, di omaggiare tutte le eccellenze nostre che sono ambasciatori della nostra terra nel mondo, possiamo dire, e quindi oggi ho voluto qui Gaetano con la sua famiglia per potergli consegnare una piccola targa al ricordo per manifestare l'orgoglio anche della fulgentissima Naro nei confronti di un figlio della vicina Palma di Montechiaro. Sindaco, intanto Naro si prepara a festeggiare l'estate narese. Come sarà? Beh, sarà un'estate abbastanza lunga. Noi iniziamo il giorno 14 luglio e completiamo il 14 settembre. L'apertura sarà proprio domenica 14 con un collegamento con la nostra comunità presente a Pforzheim in Germania. E quindi insomma con questi mezzi potenti moderni collegheremo la piazza Garibaldi di Naro con questi nostri amici, questi nostri connazionali che abitano a Pforzheim e faremo un tuffo all'indietro facendo un poco loro ricordare la Naro che hanno lasciato, ma anche quella che è la Naro adesso attuale. E così iniziamo questo percorso con tante esibizioni da parte delle associazioni che ringrazio tutte per quello che vorranno fare per rendere una serata piacevole e ai cittadini di Naro e quelli dei paesi limitrofi che ci vorranno dare il piacere e l'onore di venire qui nella nostra città, sia soprattutto il collegamento con quest'estate che ritorna ad essere l'estate dell'emigrato.